Presidente Roberto Marcato, lei è in mezzo a due campioni d'Italia. Sì, questa sera abbiamo colto l'occasione per presentare la prima squadra che farà il campionato nazionale di Serie B della Serenissima e allo stesso tempo noi qui ospitiamo i ragazzi del Sorriso Riviera di Mira che fanno invece bocce di disabili intellettivi e relazionali. E quest'anno abbiamo vinto il titolo italiano a Fano poco più di un mese fa con Simone Colle e con la Michela Martignon, e quindi questa sera insieme alla prima squadra della Serenissima festeggeremo anche i campioni italiani. Campioni italiani che si ripetono, nel senso che non è il loro primo titolo questo. No, l'anno scorso abbiamo vinto a Roma a squadre, quindi tutti insieme abbiamo vinto, compresi loro ovviamente, il titolo a squadre. Quest'anno ci siamo classificati terzi nel campionato a squadre, però siamo andati a Fano, abbiamo vinto il titolo con loro due e il terzo posto in categoria A di Mario Pavan. Quindi un ottimo risultato che ci dà soddisfazione e che fa contenti anche loro, giusto? Giusto. Indubbiamente. Qual è il segreto di questa squadra che è così forte e anche delle individualità? Diciamo che l'amalgama che siamo riusciti a creare con loro, facendo tanti allenamenti, loro seguono bene le nostre indicazioni, poi in campo siamo nelle loro mani perché ad esempio loro due nella finale del campionato italiano contro la coppia di Cagliari hanno vinto a man bassa perché hanno fatto una prestazione eccezionale. Non sempre va così, ma quando va così si vince. Immaginiamo che le ambizioni per il futuro prossimo siano altrettanto buone. Noi ci contiamo, continuiamo ad allenarci, adesso faremo una pausa invernale perché loro vanno in letargo e dopo riprenderemo in primavera con il nuovo campionato.